Il maltempo si è abbattuto nella nostra città e non solo, anche nell'isola con diverse zone a noi limitrofe, come la provincia di Enna, di Palermo, Caltanissetta. Ieri sera verso le ore 22 in poi, mentre il tempo sembrava tranquillo, improvvisamente il cielo si è caricato di nuvoloni, preceduto da un fortissimo vento, e dopo qualche minuto una pioggia torrenziale è venuto giù con forti raffiche di vento. La cosa ha lasciato di stucco moltissima gente che si trovava fuori e all'improvviso ha dovuto far fronte al maltempo e abbandonare i locali. Da diverse zone della città, in particolare quella di Bonamorone, da via Crispi verso San Leone, un enorme flusso di acqua torrenziale ha improvvisamente inondato le strade. Insieme a ciò anche diversi rami di alberi e pezzi di residui e calcinacci sono andati giù invadendo le strade e mettendo in grossa difficoltà gli automobilisti, che hanno dovuto fare molta attenzione a non urtare contro di loro per evitare ulteriori incidenti e restare magari in panna con la macchina, considerando anche il maltempo che renderebbe difficili i soccorsi. Diverse anche le altre zone della città che hanno avuto grossi problemi, come ad esempio a Villa Seta un grosso palo della luce si è abbattuto per la strada, tragedia sfiorata ieri sera dopo le 23:30 in via Unità d'Italia ad Agrigento, dove un palo della luce è caduto a causa di un forte vento e del maltempo, precipitando su un'auto Opel in movimento con 2 persone a bordo, sfondando addirittura il parabrezza. Intanto il ciclone artico è arrivato al sud Italia, dove un sabato tipicamente autunnale, oggi è il primo giorno di freddo della stagione, dopo un'lunga anomalia di caldo provocata dall'anticiclone che ha dominato la scena meteorologica tra l'Europa e il Mediterraneo occidentale nei primi giorni di novembre, e mentre scriviamo in pieno giorno le temperature si mantengono decisamente freddi, ma il maltempo di ieri sera in Sicilia ha causato gravi disagi soprattutto nei collegamenti aerei. Dopo l'inizio di un volo turbolento per il Palermo-Roma di Ryanair delle ore 18, decollato con oltre mezz'ora di ritardo, che ha spaventato diversi passeggeri tra urla e preghiere, in nottata e maltempo si è abbattuto anche nella zona di Catania. 2 voli Ryanair provenienti da Madrid e Pisa sono finiti a Malta e rientreranno a Catania nella prima mattinata di oggi, e ancora un aereo della compagnia ITA è stato dirottato a Palermo e altri hanno subito forti ritardi. E sempre ieri sera il volo Ryanair, che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto palermitano Falcone Borsellino da Venezia, è stato cancellato. Per oggi in Sicilia sono previste intanto precipitazioni sparse e diffuse con rovesci temporali, fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettriche e forti raffiche di vento, venti da forti di burrasca, con raffiche di burrasca forti sui settori occidentali e meridionali e sui rilievi inizialmente da sud-ovest e tendenti a ruotare da nord-ovest dal pomeriggio, segnalate anche mareggiate lungo le coste esposte.